Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Quindi fino a lì. Questo è il testo che tratteremo stasera. Quindi parla appunto della maniera come parliamo. Interessante che Giacomo, scusate, parla esattamente di questa, diciamo, di questa cosa, che l'essere umano è capace di domare tutte le specie di rettili, di animali. Ma è interessante che lui dice che è molto difficile che l'uomo riesca proprio a mettere freno nella sua lingua. Se uno riesce appunto a fare questa cosa, è un uomo perfetto, quindi maturo. E perché quindi è così importante il nostro parlare? Allora, alcuni versetti qua che abbiamo appena letto, no, dalla lettera di Giacomo, sono molto chiari, che noi dobbiamo mettere freno nella nostra lingua, quindi cercare, badare quello che noi diciamo, quello che noi parliamo, ma dobbiamo capire anche che la maniera come parliamo, cioè attraverso la maniera come parliamo, possiamo peccare contro il Signore. E se è un peccato, cioè dobbiamo appunto sradicarlo, giusto? Ma dove possiamo vedere che questa cosa è veramente un peccato? Isaia capitolo 6, il profeta ha avuto una visione di Dio. Ha visto il Dio seduto sul suo trono, che c'era appunto il suo lembo, no, dell'ordo, che copriva tutte le cose. Quando ha visto quando ha avuto questa visione, la prima cosa che ha detto è: io, Signore, sono impuro, sono una persona delle labbra impure e vivo e abito in mezzo a un popolo di labbra impure. Quindi, guarda cosa dice il versetto 5. Allora io dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Interessante che all'inizio del capitolo, cioè quando inizia proprio, no, il libro di Isaia, lui era quello che profetizzava già. Lui era una persona che era già usata del Signore. Era una persona che comunque si metteva a disposizione del Signore per essere proprio usato. Ma nel momento in cui ha una visione del trono di Dio seduto sul trono, la prima cosa che lui dice è: io sono un uomo di labbra impure. Lui ha capito appunto, quindi ha fatto una esposizione del suo peccato. Stava dicendo: Signore, io ho le labbra impure. Stava dicendo appunto del suo peccato. Non ha detto un'altra cosa, ma ha detto proprio delle sue labbra. Bene, cosa posso imparare anche di questo testo? Che è sì un peccato, ma soprattutto che noi dobbiamo avere un'altra idea di quello che dobbiamo fare delle valutazioni. Cioè, il parametro del Signore, del nostro Dio, non è quello che il mondo ci insegna. Il mondo ci dà dei parametri. Dovete essere così, dovete fare così e dovete fare quell'altro. Ma il nostro Signore dà un altro parametro per la situazione. Quando Isaia, dopo aver essere usato da Dio, dopo aver predicato, dopo aver magari fatto tante cose che erano belle, ma comunque quando ha visto il Signore ha detto: sono un uomo di labbra impure, cioè ha avuto un contrasto. Lui magari in sé stesso diceva: caspita, io sono una persona brava, predico la parola, prego al Signore, ma nel momento in cui ha visto Dio ha detto: io non sono niente, ho le mie labbra impure. Quindi ragazzi, dobbiamo avere bene questo in testa. Il parametro del Signore non è il parametro del mondo. L'amore che il mondo dice al di fuori della Chiesa non è il vero amore. L'amore del Signore è un altro. I suoi parametri hanno un'asticella molto più alta. E quindi, se vediamo e se sappiamo adesso che è veramente un peccato e che Isaia ha avuto quindi il perdono del suo peccato, perché la sequenza del capitolo, del capitolo 6 dice che è venuto quindi un serafino, ha preso un carbone ardente e l'ha messo sulla labbra. Il fuoco rappresenta sia santificazione sia giudizio. In questo caso qua era la santificazione.
Avete capito quindi adesso perché ho parlato prima di santificazione? Magari nella nostra vita dobbiamo appunto passare per questa situazione, di santificare un'area, cioè qualcosa della nostra vita, perché c'è qualcosa che non sta andando. E il Signore questa sera io credo che ci sta mettendo a prova, ci sta rivelando esattamente quello che noi dobbiamo capire, esattamente quello che noi dobbiamo santificare al Signore, attraverso quello che dobbiamo parlare. E di tutti i peccati che noi possiamo commettere, quindi, attraverso la nostra lingua, vorrei trattare quindi di 3, che penso siano i più importanti, quelli che magari commettiamo di più. Il primo, bugia e falsa testimonianza. Cioè, non so voi, ma io ho già sentito tante volte, no, stai tranquillo, è una piccola bugia, è una menzogna bianca, cioè è piccolissima. Dobbiamo appunto raccontare questa bugia qua per avere un risultato più, non so, più bello alla fine del processo. Però esiste adulterio piccolo, esiste adulterio bianco, esiste qualsiasi altro peccato che è piccolo? No. Logicamente che non sto dicendo che non avrà una conseguenza più grande rispetto a un altro peccato. Ma se noi, come abbiamo visto nella lettera di Giacomo, che tutti i peccati che praticamente ci fanno veramente allontanare dal Signore, la bugia è uguale. Raccontare una bugia non ci porta a niente, ma dobbiamo capire anche che la bugia, la falsa testimonianza, c'entra molto di più con il carattere. Ma perché il carattere? Allora, Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6, Gesù si autodefinisce come la verità. Io sono la via, la verità e la vita. Quindi, se Lui è la verità, se noi siamo nuove creature, come ho detto prima, adesso la verità deve far parte della nostra vita. Quindi abbiamo un impegno di non soltanto non dire delle bugie, ma appunto di dire la verità. La lettera agli Efesini, Paolo scrive nel capitolo 1, versetto 13, che il Vangelo è il Vangelo della verità. Quindi se Gesù ha detto di sé stesso, io sono la verità, quantomeno noi dobbiamo dire la verità, giusto? Quindi questo fa parte del nostro carattere. Adesso abbiamo un altro DNA dentro di noi. Siamo servi del Signore, siamo delle persone che devono appunto trasmettere questo DNA, che noi siamo nuove creature. Quindi dobbiamo esattamente dire la verità di quello che siamo, di quello che abbiamo ricevuto dal nostro Signore. Quindi, se pensiamoci bene, il mondo ogni tanto dice che la verità ci fa male. È meglio non dire la verità. No, non dire questa cosa perché magari gli fai male. Ma la verità ci confronta e ci fa appunto uscire dalla nostra zona comfort. Ci fa vedere esattamente com'è la situazione. Cosa dobbiamo veramente imparare da quella situazione. E quindi, per quello che molte volte è difficile dire la verità, ma questo è un nostro compito e dobbiamo esattamente portare fino alla fine. Proverbi 19, versetto 5, dice così: il falso testimone non rimarrà impunito, chi spaccia menzogna non avrà scampo. Da noi in Brasile c'è un detto che si dice che la menzogna oppure la bugia ha le gambe corte, cioè che non va lontano. E questo detto l'ho già usato tante volte, no? Per prendere in giro quegli amici che erano piccolini, che avevano proprio le gambe corte, che sai, che erano bassetti. Perché è vero, la bugia ha le gambe corte, non va lontano. La Bibbia ci dice esattamente qua, chi spaccia menzogna non avrà scampo, cioè non è di lunga durata. La verità prima o poi si svelerà. Sapremo esattamente qual è la verità di fronte a quella situazione. Quindi dobbiamo avere proprio questa cosa in testa. In più, se fa parte del nostro carattere, se noi adesso abbiamo che siamo figli di Dio e dobbiamo esattamente compiere la verità attraverso di quello che parliamo, guarda cosa ha detto Gesù nel capitolo 8 di Giovanni, versetto 44.
Voi siete figli del diavolo, stava parlando quindi con i farisei. Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Quindi se noi abbiamo Gesù come il padre della verità, diciamo così, se lui è la verità, abbiamo dall'altra parte il padre della menzogna, che è il diavolo. Quindi, se oggi noi siamo figli di Dio, l'abbiamo confessato come il nostro Signore, l'abbiamo consegnato alla nostra vita, abbiamo un impegno, una responsabilità con la verità. La bugia, la menzogna non può far mai parte della nostra vita. Quindi attentiamoci a questa cosa. Proverbi, capitolo 20, versetto 19, dice così: chi va parlando palesa i segreti, perciò non ti mischiare con chi apri troppo le labbra. E questo è quello che dobbiamo fare con quelli che dicono che parlano troppo, allontanare proprio, non mischiare con quella gente. Quindi stiamo proprio attenti. In più, quando Paolo scrive agli Efesini, capitolo 4, versetto 29, anzi versetto 25, dice così: perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Quindi sappiamo che quando usa il perciò, chi ha studiato qua italiano sa molto più di me, sono le proposizioni conclusive, giusto? Che si usano appunto una parola in mezzo appunto per collegare tutta la sentenza, collegare tutte le due frasi, giusto? Prima Paolo stava parlando quindi della nuova creatura, quindi spogliandoci del vecchio uomo, adesso perciò, quindi viene la proposizione conclusiva, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo perché siamo membri gli uni degli altri. E il 29 dice così: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi ascolta. Quindi ragazzi, la bugia non può fare parte della nostra vita, nemmeno il falso contro il nostro prossimo. Esodo capitolo 20, versetto 16 se non mi sbaglio, era uno dei comandamenti. La falsa testimonianza contro il fratello era una cosa che non si poteva fare. Quindi dobbiamo capire esattamente questa cosa. E tu mi puoi dire così: vabbè, Gesù ha dato solo la dottrina, ha dato solo la maniera di come seguire, ma non ci ha dato quindi un esempio. No, no, no. Guarda prima Pietro, capitolo 2, versetto 21 al 23. Infatti, a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato, non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Immaginate voi Gesù che ha subito appunto la falsa testimonianza, perché come abbiamo visto, no, in Matteo 26 cercavano appunto di trovare qualche persona che potessero avere la falsa testimonianza contro di lui appunto per condannarlo, e lui che non aprì la bocca. E io vi chiedo, quanti di noi non abbiamo già la voglia, avuto, sai, quella voglia di difenderci oppure di dire qualcosa quando ci stanno proprio maltrattando con le parole? Io sono il primo. Mi viene proprio quella voglia di dire qualcosa. Ma se noi dobbiamo seguire l'esempio, e quindi di tutto quello che abbiamo già detto qua, in tutte quelle settimane, che Gesù non era quella persona che diceva soltanto, che lui non era solo di parole, ma era di fatti, lui ha dato l'esempio. Nel suo peggior momento della sua vita non aprì la bocca, è stato zitto.
e dice esattamente che lui ha consegnato il suo giudizio a quello, cioè a colui che era il giudice giusto, cioè Dio. Quindi immaginate, ha dato l'esempio e adesso, come ho detto la scorsa volta che ho predicato qua, aumenta ancora di più la tua responsabilità, perché adesso tu sai esattamente quello che devi fare. Fermo qua. Secondo, pettegolezzo e maldicenza. Ragazzi, non so voi, ma ho già sentito tante pettegolezze. Questa è una cosa che veramente io ho già sentito tanto. E c'è una differenza, no, tra il pettegolezzo e la maldicenza. Il pettegolezzo, la persona semplicemente arriva da te e dice: oh, hai saputo di quella cosa là? Guarda, ti sto soltanto raccontando di quello che mi hanno raccontato. La maledicenza, anzi, la persona nel caso che sta appunto facendo la maldicenza, sa esattamente che sta facendo quello cioè, per il male di quella persona e parla proprio male di quella persona, mentre invece il pettegolezzo è solo il passaparola, no? E tu mi puoi dire così, ok, e cosa dice la Bibbia per quanto riguarda questa cosa? L'inizio della lettera di Pietro, del capitolo 2 che abbiamo letto, no? Il versetto 22-23, lui dice così: sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. Quindi pure questo fa parte della nuova creatura, che dobbiamo spogliarci di queste cose, dobbiamo santificarci in quest'area. Interessante che i discepoli quindi scrivevano di quello che avevano imparato da Gesù. Nel Sermone sul Monte, guarda che cosa interessante Gesù ha scritto nel capitolo 6, versetto 28, no? Che lui ha scritto, ma cosa ha detto, no? Benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. Pensate quanto è difficile, no? Ed è interessante perché tipo, adesso viviamo sotto la legge di Gesù, quindi è venuto per cambiare un po' di cose, aggiornare un po' di cose. E tanto che quando noi iniziamo a leggere, no? Qua il versetto 27, lui dice così: ma a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. Quando Gesù ha iniziato quindi a fare il sermone sul monte, lui iniziava sempre dicendo così: avete ascoltato quello che i vostri, no? Cioè, le persone antiche dicevano. E lui stava parlando appunto della legge antica. In quel momento lì lui stava alzando l'asticella perché la legge diceva che dovevano amare il suo prossimo, ma non dicevano appunto che il suo prossimo era qualsiasi persona. Cioè il prossimo era quella persona che loro già amavano e dovevano odiare quella persona che odiavano. Ma Gesù alza l'asticella. Stava dicendo: adesso voi dovete pure amare quelli che vi odiano. E appunto dovete benedire quelli che vi maledicono. È molto difficile, ragazzi, lo so, ma è quello che Gesù ha detto. È quello che dobbiamo fare. E pregate per quelli che vi oltraggiano. Questa cosa mi ha colpito tanto che io e Amanda a casa abbiamo deciso quindi di prendere una decisione. Da quando abbiamo capito questa cosa? La Bibbia dice che noi dobbiamo parlare bene delle persone, che noi non dobbiamo parlare male. E quindi quando io ho qualcosa di male per dire appunto di quella persona, no? È meglio che io preghi, è quello che sta dicendo la Bibbia, no? Quindi, nonostante la persona ha iniziato a parlare male di me, a fare una maledicenza contro di me, noi a casa, io e Amanda, abbiamo deciso quindi di trovare una maniera di parlare bene di quella persona. E se noi non abbiamo niente da dire di quella persona, uno guarda l'altro e dice: preghiamo per quella persona. Perché da lì sappiamo già che non possiamo dire niente, non possiamo usare la nostra bocca come dice Giacomo. Dalla nostra bocca non può uscire che non siano parole di benedizione. E quindi se non ho niente di bello da dire da quella persona è meglio che noi preghiamo.
perché non voglio usare la mia bocca per peccare più, oppure usare la mia bocca per dire una cosa che è un comandamento di Gesù. Quindi quando io dico preghiamo per quella persona, Amanda mi capisce già che non ho niente da dire. Cioè preferisco non dire niente piuttosto di dire una cosa che mi farà peccare. E lei è la stessa cosa. E una volta ho sentito proprio una testimonianza di un pastore. Lui stava raccontando che c'era, adesso non mi ricordo se era proprio una storia, se lui ha usato proprio di un esempio, o lui stava pronto parlando di quella situazione. Cioè, arrivava una signora ogni volta a fine culto e diceva così: ma pastore, tu per caso hai visto quello che sta suonando la chitarra? Ha sbagliato l'accordo. E quello che sta cantando, non hai visto che ha stonato? Cioè, ha cantato malissimo, pastore. E poi, hai visto quelli delle accoglienze, che non fanno niente di bello? Cioè, lei ogni culto parlava male dei suoi fratelli. Il pastore ha detto, sorella, allora facciamo così, prossimo culto, tu riempi un bicchiere d'acqua fino all'orlo e provi a camminare durante il culto, oppure prima del culto anche, provi a camminare. Puoi camminare in circoli, oppure camminare durante il culto, basta che cammini. E non puoi far cascare neanche un goccio d'acqua, nemmeno un goccio d'acqua, va bene? Sì, sì, va bene. E quindi lei ha preso i bicchieri e ha iniziato a camminare. E lei molto attenta che guardava il bicchiere. Fine culto, lei va dal pastore e il pastore le domanda, no? Allora, sorella, hai visto qualcosa oggi? Cos'è? Cioè, è caduto un goccio d'acqua? E lei ha detto, no, pastore, niente. E hai visto qualcosa dei tuoi fratelli? E lei le fa, no, pastore, non ho visto niente. Esattamente questo, sorella. Quando tu non stai lavorando, quando tu hai del tempo ozioso dentro la chiesa, tu inizi sempre a guardare il male delle persone. Ed è interessante che questa è una situazione che proprio Paolo ha scritto a Timoteo. Nel capitolo 5, versetto 13-14, leggiamo qua. Dice così: inoltre, imparano anche a essere oziosi, andando attorno per le case e non soltanto a essere oziosi, ma anche pettegole e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. Lui stava scrivendo appunto a Timoteo dicendo così per quanto riguardava le vedove. Lui stava dando proprio una istruzione, una direzione a Timoteo e lui stava dicendo: se loro hanno del tempo ozioso, di sicuro saranno pettegole e curiose, parleranno di cose che non si devono. Quindi quell'esempio che il pastore ha dato serve anche a noi, vero? Non sto dicendo che dovete prendere i bicchieri d'acqua e iniziare a camminare durante il culto, non è questo che voglio dire, ma se una persona ha del tempo ozioso, non serve nella chiesa, non fa niente, cioè non lavora, cioè di sicuro che troverà degli sbagli, degli errori, ma appunto perché questa persona ha tanto tempo ozioso che inizia a guardare le cose. Ed è interessante anche questa cosa che Gesù, quando ha chiamato i suoi discepoli, tutti si trovavano lavorando. Vi ricordate? Pietro pescava, Matteo, pur essendo pubblicano, ma lui stava lavorando. Tutti lavoravano. Poi continua nel versetto 14: voglio dunque che le vedove giovani si riposino, abbiano figli, governino la casa, non diano all'avversario alcuna occasione di maldicenza. Quindi il fatto che ci mettiamo al lavoro è anche una maniera di prevenirci, diciamo così, di rimediare per il fatto che il diavolo non abbia nessuna opportunità di farci peccare. Lavorare, ragazzi, fa bene, servire fa anche meglio. Quindi non diamo all'avversario alcuna occasione di maldicenza. Quando Paolo ha scritto questa cosa, stava dicendo delle vedove, che abbiamo visto già nel primo capitolo, che dovevano essere appunto sostenuti dalla Chiesa, che quella era la vera religione, che dovevano appunto servire le vedove come amore al prossimo. Ma qua Paolo stava dicendo,
quelle giovani, le vedove giovani, fagli sposare affinché non abbiano tempo oziosi. E finisco qua questo punto di una testimonianza che ho visto di un altro pastore, che lui appunto stava parlando col Signore e il Signore gli fa: ma fammi una cosa, se tu per caso dovessi consegnare un figlio tuo a un altro papà, quali sono le caratteristiche, soprattutto le cose che vorresti proprio che questo genitore, che questo papà avessi? E lui ha iniziato a scrivere, ha riempito una colonna, la seconda, la terza, ha detto, beh, penso che sia proprio giusto, no? Tante qualità così, cioè sto consegnando il mio figlio. E lui ha detto, ok, hai riempito tutta questa cosa, adesso va nel capitolo 1 di Matteo, versetto 19, vedi cosa c'è scritto. E c'è scritto così: Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Sapete cosa vuol dire questo qua, no? Qual è la storia? Maria apparve proprio incinta e Giuseppe, la prima cosa che ha pensato, secondo voi, è stato un angelo? No. Ma la Bibbia dice che lui cosa voleva fare? Lasciarla segretamente e non esporla a infamia. Secondo voi, quanti di noi la prima cosa che volevamo fare era appunto di sparlare? No, pensa a te, lei dice che è incinta dallo Spirito Santo. E quindi Dio in quel momento ha detto, queste sono le due caratteristiche che io ho scelto per un uomo che doveva essere il padre del mio figlio, che non parlava troppo, che aveva proprio il carattere di lasciarla segretamente e di non esporla a infamia. Quindi è da pensare. Fino a qui tutto ok? Vi siete pentiti? Se volete litigare, litigate con la parola, ragazzi, io sto solo. E la terza, per finire qua, il mormorio. Quanti di noi abbiamo già sentito, no? La parola dicendo, soprattutto dei predicatori che venivano qua e dicevano del popolo di Israele, che parlavano di quelli che erano, sai, che mormoravano tanto, che si lamentavano tanto, che c'era incredulità e tutto quanto. Io invece ho scelto un altro testo. Si trova nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 6, versetto 1. Leggiamo. In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. I 12, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero: non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Questa proposta piacque a tutta la moltitudine, ed ell'essero Stefano, un uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. La parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme, e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Perché ho scelto questo testo? Questo testo, ragazzi, mi sta parlando tantissimo in questi ultimi giorni, perché è interessante che noi vogliamo sempre trovare un motivo per mormorare, lamentare, che sia proprio un motivo giusto. Cioè, davanti ai nostri errori vogliamo sempre cercare qualcosa che sia proprio un motivo giusto. Perché vi sto dicendo questa cosa? Qua vediamo che c'era un problema in mezzo alla Chiesa. Ma qual era il problema? Era vero questo problema? Sì. Le vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana, cioè mancava il cibo, mancava delle cose. C'era un problema? Sì. Se non ci fosse questo problema, di sicuro i discepoli non avevano convocato un'assemblea
per risolvere la situazione. C'era un problema. Però noi vediamo nel primo versetto qua che sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei. Cosa vuol dire? In Gerusalemme sappiamo che il popolo ebreo quindi non ha ricevuto tanto Gesù e quindi Gesù ha dato il diritto di le persone credere nel suo Evangelo. Perciò c'erano gli ellenisti che erano di cultura greca, che parlavano greco, che non parlavano aramaico, che non parlavano, cioè la lingua loro. Quindi hanno detto, guarda, secondo me il problema non è la moltiplicazione dei discepoli, il problema vero è che loro stanno veramente dimenticando della nostra assistenza. E hanno iniziato a incitare tutte quelle altre persone per questo problema che non era un problema vero. Cioè stavano cercando appunto una maniera di mettere un dubbio su esattamente quello che stava succedendo. E quanti di noi molte delle volte non facciamo la stessa cosa? Cerchiamo un qualcosa che sia giusto, però cambiamola un attimo affinché noi possiamo iniziare a lamentarsi. Ed è interessante che gli ellenisti parlavano greco, gli ebrei no. Ah, quindi questo è il problema. No, il problema era la crescita della Chiesa. E qualsiasi crescita, ragazzi, porta dei problemi. Dobbiamo uscire dalla nostra zona comfort, come vi ho detto prima. Altre cose devono essere sistemate, queste qua devono essere veramente assistiti, ed era questo che stava succedendo nella Chiesa. E quindi i discepoli hanno detto, dobbiamo sistemare il problema. Convochiamo un'assemblea e risolviamo il problema. E cosa hanno fatto? Aspetta, troviamo 7 persone qua che possono veramente dare questa assistenza a queste persone, a queste vedove, e poi vediamo. Ma la cosa interessante è che c'era un perché. Finale del versetto 2. Non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Basicamente hanno detto così, la parola di Dio deve essere diffusa. Questo è il nostro compito. Non possiamo trascurare nella predica della parola e nemmeno nel diffondere il regno di Dio. Hanno capito esattamente qual era il problema e soprattutto hanno detto dobbiamo dare un basta a questo problema perché se no trascuriamo il compito che il nostro Signore ci ha dato. Quindi ragazzi, dobbiamo avere proprio cura di quello che diciamo e soprattutto di come interpretiamo la situazione. Il versetto 7 dice così, la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Il problema è stato risolto. Le vedove quindi hanno iniziato ad avere l'assistenza e la parola di Dio si diffondeva. Quindi non usiamo altre situazioni per mormorare, per lamentarci. E perché tante volte, o soprattutto questa volta qua, ho usato questo testo? La lingua, cioè il fatto della lingua, gli ellenisti contro gli ebrei. E perché ho usato questo testo? Perché mi ha parlato tantissimo e finisco qua. E vorrei anche chiamare il gruppo di lode. Perché finisco qua. Allora, la chiesa Agape Treviso, ragazzi, non è la chiesa dei brasiliani o degli italiani. La chiesa Agape Treviso è del Signore Gesù. Se noi non abbiamo capito ancora che la chiesa appartiene al Signore, forse noi stiamo trascurando esattamente quello che il Signore vuole fare attraverso le nostre vite. Questo testo mi ha parlato tantissimo in questi ultimi giorni, ma tantissimo. E una cosa vi posso dire, la Chiesa appartiene al Signore. I discepoli hanno usato di una situazione
però hanno capito esattamente il punto. Il Vangelo continuava a diffondersi attraverso il popolo, perché loro hanno risolto il problema. Il problema è che la Chiesa continuava a crescere. E forse anche noi abbiamo passato per tanti problemi qua. Però, ribadisco, non c'è portoghese, italiano, non c'è questa cosa qua, c'è il regno di Dio. Nei 4 Vangeli la parola ecclesia, che vuol dire chiesa nel greco, è stata usata 2 volte. Però il regno di Dio è stato usato 69 volte. C'entra molto di più col regno, quel regno di Dio, e molto meno con la Chiesa. Ribadisco, la Chiesa appartiene al Signore. E se noi trascuriamo questa cosa, la parola non si diffonderà. Tutte le lettere che sono state scritte da Paolo avevano il nome di una città, perché loro erano esattamente rilevanti nella loro città. Eppure noi dobbiamo essere. Oggi noi siamo in Villorba e dobbiamo essere rilevanti nel comune di Villorba, dopo a Treviso, dopo in tutta l'Italia, dopo in tutto il mondo. Quindi che pure voi, come sono stato io confrontato alla parola, ricevete questa parola con amore, perché è così che il Signore mi ha parlato. Amen? Ok, faccio velocemente gli avvisi. Per i piccoli gruppi stasera uniamo i gruppi, quindi con le adolescenti e le giovani c'è la Camila, potete seguire lei, con gli adolescenti e i giovani maschi c'è Miguel e con i pre c'è la Vittoria. E il 7 luglio, che è una domenica, avremo i nostri battesimi a Covolo di Pederoba, quindi siete tutti invitati ad essere lì con loro. E mi rivolgo specificatamente alle ragazze, le adolescenti, che il 28, che è un sabato, avremo alla casa di Marsia un pigiama party. Quindi siete tutte invitate e avrà un costo di 2 euro, sarà subito dopo il culto, quindi veniamo al culto alle 18:30 e subito dopo il culto partiamo per andare a casa sua. Lì faremo un momento di comunione, un momento di adorazione e di parola. E quindi siete tutte invitate. L'unica cosa è se potete fare l'iscrizione fino a sabato prossimo, quindi il 14. Sarebbe importante in modo da organizzare il tutto, anche passaggi, eccetera. Ed è questo. Preghiamo per finire il nostro culto. Vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi. Signore, ti ringraziamo, Padre, per la tua parola, ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che tu sei nelle nostre vite. Riempici, Signore, con il tuo Spirito Santo, Signore, che possiamo essere veramente riempiti dalla tua gioia, dalla tua pace, Signore, dal tuo amore. Oh Padre, che questa parola, Signore, possa fruttificare, Signore, nel nostro cuore, oh Padre, che possiamo veramente riceverla, Signore, con amore, oh Padre, e che il tuo Spirito Santo, Signore, possa lavorare nelle nostre vite, Signore, affinché noi possiamo essere modellati e possiamo, Signore, veramente essere fortificati da te, oh Padre. Nel nome di Gesù, Signore, ti chiedo di benedire ogni vita qua presente, Signore, che il tuo Spirito Santo possa essere con noi e che il Signore possa continuare a parlare, Signore, ai nostri cuori, oh Padre. Nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo un'ultima volta il brano Tu sei santo. Cantiamo con gioia, pace nel nostro cuore, continuando a meditare su quello che abbiamo parlato appena adesso. Amen? Cantiamo. sei santo, Tu sei santo, sei potente, sei potente, tu sei degno
grande Dio, il potente amore, io l'amerò, il grande io son, principe di pace admirabile, sei vivente Dio, il mio Salvador, sei il grande Dio, l'onnipotente, io l'amerò, l'adorerò e mi prostrerò davanti a Re, principe di pace, ogni dì vivrò per te. Principe di pace, ogni dì vivrò per te. Principe di pace, ogni dì vivrò per te. Amen. Ci vediamo in piccoli gruppi.